Countdown che va esaurendosi con i favori al betting che sono divisi equamente tra Fanny Joe e Free Time Jepson. Sono loro due i più attesi. Feudale degli Dei individuato come terza forza, però sono tutti molto vicini nella valutazione. Una prova apertissima che sicuramente darà spettacolo in corsa. Allineamento che va a formarsi. 2000 metri da percorrere, 1 Feudale degli Dei, 2 Feldenkrais Pal, 3 Fanny Joe, 4 Free Time Jepson, 5 Frère di Venere, 6 File K, in seconda fila 7 Far West B, 8 Black Hoiveland, 9 Fortuna Dragofont, 10 finalmente Par. Allineamento ormai già completo, lungo la curva di destra. Autostart che prende velocità. Partiti. Fanny Joe al comando sull'errore di Feldenkrais Pal in corda Feudale degli Dei, al largo Free Time Jepson, mezza la pista Frère di Venere che si ritrae, prende in mano anche File K. Fanny Joe in vantaggio sulla prima curva nei confronti di Free Time Jepson che rimane all'esterno per l'inserimento di Feudale degli Dei, 200 metri iniziali in 13,8. E Fanny Joe guida nei confronti di Feudale degli Dei, di fuori Free Time Jepson, poi Fortuna Dragofont rimane in quinta posizione. Di Venere, Far West B che precede Black Hoiveland e alla retroguardia Fil e K. 28,1 i primi 400 metri di corsa sul piede dell'1,10 con i quali Fanny Joe ha preso la testa, ha respinto l'avversario Free Time Jepson e ora guida sulla curva di destra con una frazione in rallentamento in 15,6. Fanny Joe in vantaggio al suo esterno, Free Time Jepson in corda Feudale degli Dei, in seconda pariglia esterna Far West B, poi Fortuna Dragofont, quindi Black Hoiveland, File K. Il giro se n'è andato sul piede dell'1,12,3, 57,9. Fanny Joe in vantaggio, di fuori Free Time in corda Feudale, poi sempre Fortuna Drago, quindi Far West Black Hoiveland, File K. Chilometro in 1,12,3 si viene sotto alle tribune con Fanny Joe che guida, di fuori Free Time Jepson in corda Feudale degli Dei, in pariglia Far West B, poi Fortuna Dragofont con accanto Black Hoiveland, File K che segue in coda. Si va fortissimo con la leader Fanny Joe, la femmina che si difende da Free Time Jepson. Ha sbagliato Feudale degli Dei. 1 Feudale degli Dei, e così Fanny Joe è in vantaggio nei confronti di Free Time Jepson che prova a riprendere un po' di fiato in scia. Fanny Joe al Largos Industria Far West B, in corda ancora Fortuna Dragofont, 1,55,3 il miglio di gara e Fanny Joe prova ad allungare ulteriormente, si avvicina al suo esterno Far West B, in corda Free Time Jepson, poi Fortuna Dragofont e File K all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Fanny Joe è in vantaggio con 2 di margine nei confronti di Far West B e Free Time Jepson. Se ne va Fanny Joe, la femmina, che viene a vincere nettamente su Far West B. Al terzo posto Free Time Jepson, 1,11,5, 2000 metri ed è record della corsa eguagliato se non vado errato. Fanny Joe, Antonio Di Nardo per il training di Alessandro Gocciadoro, i colori della scuderia Comiantale. Il successo a media di 1,11,5 che pareggia quello del 2017 di Urlo dei Venti. Record della corsa pareggiato se confermato. L'esultanza di Antonio Di Nardo, il coast to coast della femmina Fanny Joe che spazia a piacimento contro i maschi. Far West B stracorre, fa il secondo, al terzo Free Time Jepson, ma il successo del Continentale 2025 è tutto per Fanny Joe, Antonio Di Nardo, il team di Alessandro Gocciadoro e la scuderia Comiantale.